Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Galana. Galana è la trasmissione firmata Telesardegna che tratta sempre dei argomenti di grande attualità, ma noi lo facciamo sempre con grande attenzione e sottolineando quelle che sono tutti i vari aspetti di ogni argomento. Questa puntata noi la dedichiamo al Sardegna Pride. Infatti Galana speciale Sardegna Pride si colora di quello che sono i colori del nostro studio, quello dell'arcobaleno, perché come tutti sapete giugno è il mese del Pride e noi non potevamo che fare una trasmissione dedicata al Pride. Ma io non sono sola in studio a condurre questa puntata e lo faccio con la mia inseparabile compagna. Diciamo così, compagna. Lei è Pina Doi ed è immancabile al mio fianco. Ciao Pina. Ciao Michela e buonasera a tutti. Allora, ma noi non iniziamo il programma con la presentazione dei nostri ospiti, lo facciamo invece subito dopo perché vorrei che Pina presentasse quello che è veramente l'argomento della puntata. Io prima di passare all'argomento, permettimi di ringraziare la persona che ha permesso questo, che è l'editrice di Telesardegna, perché lei è sempre molto attenta a tutti i temi sociali e quindi noi la ringraziamo e il nostro grazie va anche a tutta la squadra di Telesardegna, alla redazione giornalistica che ci ha supportato e anche sopportato. Hai detto tu bene, è il mese del Pride e quindi noi vogliamo festeggiare, essere a fianco del mondo che è arcobaleno, che festeggia il Pride, ma perché vogliamo essere molto attenti a quelli che sono i principi dei diritti civili e dire sempre no alla discriminazione. E vogliamo sensibilizzare soprattutto il nostro pubblico. Esatto, noi lanciamo dei semi di speranza per un mondo migliore e giusto, ma anticipatamente tu hai detto che l'argomento del giorno lo anticipo con una breve storia, come nasce il Pride. Andiamo per ordine. Ci troviamo negli Stati Uniti e siamo fine degli anni 60. Ci troviamo esattamente a New York, nel Greenwich Village, e in quegli anni succede che i gay, lesbiche, transgender non possono neanche baciarsi per strada, non possono addirittura vestire gli abiti dell'altro sesso. C'è ecco qua vediamo le immagini, c'è un bar a New York frequentatissimo da gay, transgender e lesbiche e questo bar è soggetto a tutti i controlli della polizia perché allora fino agli anni 68-69 era reato bere e consumare alcolici e quindi quella notte, come spesso accadeva, arriva la polizia, irrompe in questo bar e non si aspetta però che la folla li aggredisce e cerca di respingere con tutte le forze che anche quel giorno venissero arrestate delle persone. Sono state arrestate delle persone, ma sono stati anche costretti ad andar via perché le persone si sono finalmente ribellate. E quella notte non finisce lì, Michela, perché continuano a tal punto che le piccole manifestazioni chiamate il picchetto d'onore che tutti gli anni il 4 luglio avvenivano in diversi paesi decidono di aiutare, di andare in soccorso ai famosi moti dello Stonewall Inn e lì di fare un'unica manifestazione. Esatto, ecco che ha inizio il Pride e insomma oggi la chiamiamo una festa colorata ma è la festa per il riconoscimento dei diritti civili e noi questo vogliamo fare. Diciamo che ci sono sempre dei pregiudizi, dei falsi miti sul Pride. Tu hai raccontato un po' la storia del passato, parleremo del presente e speriamo di poter parlare del futuro sempre in maniera migliore. Ma con chi lo facciamo? Lo facciamo con i nostri ospiti in studio e speriamo anche qualche collegamento perché poi racconteremo quali sono le cose che sono capitate. Ma rimaniamo su Telesardegna, lei è la giornalista e capo della redazione della sede di Cagliari, Sara Monne. Buonasera Sara. Buonasera a tutti voi. E continuiamo con il portavoce dell'ARC, una delle associazioni sarde che difendono i diritti delle persone LGBTQ+, poi mi dite se l'ho detto bene, Carlo Cozza. Ciao Carlo.
Buonasera, buonasera. Accanto a Carlo, al centro del nostro studio, allestito dal Teatro di Sardegna, Michele Pippia, uno degli organizzatori del Sardegna Pride, insieme a tantissime altre associazioni. Poi sarai proprio tu, magari se le vuoi elencare, salutare oppure fare un saluto generale. Ciao Buonasera, Michele. buonasera. Accanto a Michele e Pina, lei, consigliera regionale, attivista diritti LGBTQ+, Camilla Soru, e soprattutto, e qui Pina devi aiutarmi, ha vinto un titolo nel 2018 del quale io so tu sei molto invidiosa. Sì, sei sono quasi molto invidiosa arrabbiata. perché lei è diventata Miss Frociarola e mi hai rubato la corona, perché poi l'anno scorso io ho partecipato e ahimè non ce l'ho fatta a togliere. Allora mi dispiace moltissimo Pina, ti chiedo scusa, te lo chiederò per sempre. Io intanto vi ringrazio perché per me è un piacere, grazie davvero per l'invito. Grazie a te, poi magari continuiamo a parlare anche di questa tua vittoria, insomma, una delle tue tante vittorie. Ma collegato da Milano doveva esserci Stefano Ferri, amico, giornalista, scrittore, l'abbiamo beccato proprio a Milano, ma è successa una cosa un po' particolare a casa sua, dovrebbe collegarsi più tardi. Speriamo di averlo più tardi perché ci farebbe davvero tanto piacere. Esattamente, quindi rimaniamo ancora in attesa di Stefano Ferri, ma altre due persone dovevano raggiungerci qui nel nostro studio, ma per motivi istituzionali, insomma, non sono a Cagliari. Comprensibile, e quindi, insomma. Assolutamente. La prima nostra speciale ospite sarebbe stata la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ma ha mandato direttamente un messaggio dedicato al Pride. Il 29 giugno sarò in piazza Cagliari per il Pride e ci sarò orgogliosamente, ci sarò perché noi pensiamo che i diritti siano dati per assodati e che tutte e tutti abbiano la possibilità di potersi amare e potersi costruire una famiglia, di potersi costruire un futuro come preferiscono. Ma oggi non è così, la discriminazione è ancora alta e allora è importante dire che non c'è semplicemente l'esigenza delle categorie, delle persone, delle associazioni per rivendicare l'uguaglianza e la parità, ma c'è anche un'istituzione. La strada per la parità dei diritti è lontana e ce lo dicono i fatti, ce lo dicono la violenza del linguaggio, ce lo dice il bullismo nelle scuole, ce lo dicono le pressioni che tutte e tutti i ragazzi subiscono quando vogliono manifestare la loro sessualità e il loro essere in modo diverso. Io credo che noi dobbiamo andare verso un mondo inclusivo, verso un mondo che non giudica, verso un contesto che invece abbraccia la diversità, e questo vorrò portare con la mia presenza in piazza il 29 di giugno. Noi ringraziamo tanto la Presidente, le auguriamo buon lavoro e insomma buon Pride. Pina, abbiamo un altro Sì, anche messaggio. il sindaco di Cagliari ci ha voluto portare un suo video, un suo saluto, perché anche lui si è insediato da pochissimo e quindi insomma gli impegni sono stati tanti, non è riuscito a star con noi, quindi vediamo anche il saluto del sindaco Massimo Zedda. Intanto vi ringrazio per l'invito e mi dispiace non poter essere con voi in trasmissione, ma l'aspetto, le questioni che riguardano il Pride, i diritti e tante ragazze, ragazzi e persone adulte che attendono una risposta in relazione all'estensione dei diritti per tutte e tutte sono temi fondamentali. Nel 2012 organizzammo a Cagliari insieme al mondo colorato dell'associazionismo che promuove il Pride, il primo Pride nel 2012. In quest'anno parteciperò, come ho sempre fatto, augurandoci che la manifestazione, le manifestazioni per i diritti determinino un'estensione di questi per tutti quanti. Ringraziamo anche il sindaco di Cagliari, ci dispiace non averlo qui in studio con noi. Michele Pippia e Carlo, voi siete tra gli organizzatori del Pride e noi come Tele Sardegna siamo anche felicissimi di essere media partner dell'evento. Come vi state organizzando? Siete pronti? Siamo una settimana dall'evento?
Sì, sì. Sei pronto? Allora, Diciamo quello che ci avete raccontato prima, stiamo no? cucendo ancora le bandiere, però dovremmo bene. essere pronti per il 29, giusto Carlo? A che Sì, ora? dai. A che ora pronti per le 20? Pronti verso le 8. Ma partiamo subito con le informazioni pratiche, così chi vuole può orientarsi. Esatto, così ci dite Sì. dove Allora, parte e l'orario esatto di Sì, partenza. dunque, intanto per Pride si intende sempre il Pride come corteo. In realtà noi da qualche anno ci piace complicarci l'esistenza e la vita, quindi facciamo il Pride Park, che è un momento di incontro, di eventi, di socialità, dove stare insieme, bere e mangiare, e lo facciamo al Parco della Musica il 27, 28 e 29 giugno, quindi ben 3 giorni dalle 17 più o meno, finché non ci chiudono. Finché non ci mandano via. Finché non ci chiudono Dentro il Parco della Musica chiudono tutto, e invece poi il corteo del Sardegna Pride è quello più conosciuto, quello che tutte e tutti si aspettano. La partenza è sabato, quindi tra una settimana esatta, il 29 giugno chiaramente, alle 17 al Parco della Musica. Ci sarà tutto un giro ad anello e torneremo sempre al Parco della Musica verso le 21, e da lì il parco, inteso come park, porterà avanti eventi, discorsi e Poi quant'altro. magari indicheremo meglio anche tutti i Vabbè, Questa è vari la passaggi. cornice Volevo per... chiedere subito se invece ti ricordavi anche le vie. Certo che me li ricordo. Vediamo. Allora, partiamo da Via Baccaredda, facciamo il primo incontro, diciamo la partenza nella parte alta all'incrocio col Parco della Musica, scendiamo in Via Baccaredda, superiamo il mercato e andiamo in Via Manzoni in discesa, un pezzo di Piazza San Benedetto si risale in salita leggermente in Via Paoli, Via Sonnino, fino a Via Goceo, Via Logudoro. Da Via Logudoro torniamo indietro per Via Dante, la facciamo tutta fino al Parco della Musica. Quindi possiamo dire che è accessibile per tutti, soprattutto le famiglie. Sì, le ma infatti persone. Sì. questa è una nostra cosa alla quale teniamo particolarmente, cioè il Sardegna Pride deve essere veramente una festa per tutte e tutti, e intendo anche chi può avere difficoltà a fare un corteo, per esempio in salita o in strade difficili. All'asfalto non abbiamo potuto rifarlo, però abbiamo garantito un percorso pianeggiante il più possibile. Ci sono dunque lungo il percorso bar accessibili che abbiamo voluto indicare, fontanelle, luoghi anche di pausa per chi necessita di stare un po' lontano dal rumore. Insomma, abbiamo pensato anche a chi ha bisogno di altre esigenze rispetto a quelle comuni. Diciamo che avete pensato quasi a tutto. Quasi. Noi ci fermiamo proprio pochi istanti e poi torniamo qua, a Galana. Galana speciale Sardegna Pride, siamo qua in studio, continuiamo a chiacchierare, ma adesso è il momento di ascoltare un estratto di quello, cioè di guardare soprattutto un estratto di quello che è stata la chiacchierata lunga mia e di Pina con Laura e Laura, una famiglia arcobaleno. Anche loro sarebbero volute essere qua, ma sia per il collegamento sia per essere proprio qui a Cagliari sarebbe stato impossibile. Loro vivono in Australia e sono una famiglia arcobaleno. Ascoltiamo assieme e poi ne parliamo. Ciao Galana, ciao Michela e Pina. Siamo Laura e Laura. Lei è la piccolina Charlotte, ha 3 settimane, e poi abbiamo un altro bambino che è Oliver, lui si chiama Oliver, ha 22 mesi. Allora, io e Laura siamo 2 persone molto molto leali, ci amiamo da morire. Ci siamo conosciute 11 anni fa. E da lì non ci siamo mai lasciate. Siamo sposate da 6 anni, e ci siamo sposate qui a Melbourne, però abbiamo fatto una mega festa in Sardegna nel 2019 con tutta la mia famiglia, e anche la famiglia di Laura è venuta comunque in Sardegna a celebrare il nostro amore. Allora, il supporto delle nostre famiglie è stato fondamentale per continuare la nostra relazione e per arrivare ad avere una famiglia con 2 figli, con 2 bambini. Purtroppo se non c'è il supporto delle famiglie è difficile. Non c'è cosa migliore al mondo di avere la famiglia al proprio fianco. Support from our family was a big concern at the beginning. We didn't know how people were going to react, and in the end, everyone was so much more supportive than we ever imagined possible. But if they hadn't have been
we would have created a family. We not just within the four of us, but we would have created a family with the community that did support us. So the people that are around us, even if they're not related, they've become our family and they've become our support. And everyone, no matter who they are, needs a community and needs support. And because that just builds you up as a better person and makes you a better partner and a better parent and just a better person. Inizialmente non avevamo il supporto della nostra famiglia e non sapevamo se le nostre famiglie ci supportassero. Oh, I'm sorry. Just the friends and people that we had around us anyway. Con la comunità degli amici. Comunque c'è un sacco, la comunità gay qui è talmente grande, quindi non saremo da sole, non saremo state da sole a prescindere. Però grazie a Dio abbiamo il supporto delle nostre famiglie, che comunque credevamo che non ci fosse, invece si è rivelato di essere fantastico. Mi ricordo, mio papà stavamo guardando The Man on Fire, lui si gira, mi guarda e mi fa: guarda che lo so che sei gay, è inutile che lo nascondi, papà ti aiuterà sempre. Scusate. Mio papà è venuto a mancare l'anno scorso, un punto di riferimento per me. Allora, io e Laura non abbiamo mai partecipato a un Sardegna Pride perché purtroppo non abbiamo mai vissuto insieme lì in Sardegna, specialmente a Porto Torres, perché io sono di Porto Torres, però siamo state tante volte al Gay Pride di Londra. Noi comunque, io e Laura, ci siamo conosciute a Londra nel 2013, aprile 2013, e da lì è nata la storia d'amore. The one in Melbourne is called Midsummer Pride Festival, and we go every year. And what's great about it is that it involves entire families. So there's lots of education and support available at the actual festival for family members of the LGBT community, as well as family fun activities that you can take your kids to. Qua in Australia ci sono un sacco di Gay Pride in tutte le regioni dell'Australia, è veramente celebrato alla grande, cioè tantissimo. E noi andiamo ogni anno al Gay Pride di Melbourne, noi viviamo a Melbourne, si chiama Midsummer. La cosa bella di Midsummer è che è un Pride per le famiglie, perché ci puoi andare anche con una bambina di 3 settimane, ti fanno fare un sacco di attività per la famiglia, e qualsiasi persona della comunità LGBT+, welcome, la benvenuta, ma anche le famiglie etero, perché la comunità di Melbourne vuole far vedere che questa è la normalità. Ciao da Laura, Oliver e Little Charlotte. Ciao a tutti ragazzi, vi auguriamo un buonissimo Pride. Viva l'amore, sempre. Ci siamo commosse ascoltando la testimonianza di Laura e Laura, e la testimonianza forte è che proprio la famiglia è alla base, cioè se Laura è riuscita a fare quel che fa, essere se stessa, è proprio grazie a questo padre. Io, Michela, vedo che c'è dalla regia Stefano Ferri, probabilmente è riuscito a collegarsi e... Forse soltanto telefonicamente, proviamo a sentire. Stefano, ci sei? Sì, ci sono, mi sentite? Ti sentiamo benissimo. Stefano, ma cosa sta capitando? Prima lo specchietto, adesso la porta di casa? Guarda, sono stati 2 giorni abbastanza intensi. Mentre lo specchietto era la 10ª volta. Era la 10ª volta che ci hanno provato.
e la porta di casa era la prima, in assoluto, proprio primo giorno d'estate, no? Un sogno di una notte di inizio estate, era incubo perché non ce l'hanno fatta, però ho avuto la sgradevole avventura di non poter entrare in casa mia. Comunque adesso ce l'abbiamo fatta, abbiamo sistemato tutto, sono in condizioni abbastanza impresentabili, perché naturalmente la calura, lo stress e tutto quello che è successo nelle ultime 2 ore hanno inciso un po' sul mio aspetto. Non ti preoccupare Stefano, assolutamente. Noi abbiamo concluso il primo contributo abbiamo conosciuto una famiglia arcobaleno che si è collegata dall'Australia e ha chiuso con buon Pride e viva l'amore. Tu hai partecipato a Pride, se sì qual è il tuo pensiero e se la settimana prossima starai qua a Cagliari con noi a festeggiare questo Pride? Io sul Pride a cui sto per partecipare, qua a Milano naturalmente, e purtroppo non riesco a essere dei vostri, ma spiritualmente voi sapete che ogni volta che fate qualcosa io sono con voi, quindi davvero, e non è un modo di dire. E, sia perché amo la Sardegna, sia perché amo voi in modo specifico. Io sul Pride vorrei esprimere un concetto molto personale, molto mio, perché lo sento criticare da tante parti. Alcuni dicono che sarebbe una manifestazione eccessiva, alcuni dicono che il Pride finirebbe col ghettizzare, insomma, cose veramente assurde. Io ho una convinzione, e chiunque a qualsiasi titolo critichi il Pride non abbia la minima idea di cosa significa essere discriminati. Senti Stefano, intanto ti voglio salutare, sono Pina, come stai? Ciao Pina, sì, nonostante le disavventure sto molto bene, grazie. Io metto in dubbio che tu sia impresentabile perché sei sempre bellissimo, quindi non ci credo che tu sia impresentabile, però accolgo questa tua richiesta. Senti, io poco fa abbiamo sentito 2 ragazze collegate dall'Australia e loro hanno trovato il coraggio di essere quelle che sono. Tu quando hai trovato il coraggio e qual è stato il momento più difficile dove hai dovuto dire a te stesso e confidare a qualcuno che c'era la parte di Stefania che veniva fuori, perché tu sei un crossdresser, magari spiegaci anche che cosa vuol dire essere crossdresser. Ma crossdresser sono tutti quelli che indossano abiti convenzionalmente riservati al sesso opposto. Ecco. Quindi tecnicamente parlando, le splendide signore che vedo in questa inquadratura, a parte Michela che ha un abito lungo, ma le altre splendide signore pantaloni sono crossdresser pure loro in un qualche modo. Ma per quale motivo allora non si dice delle donne crossdresser? Perché le donne lo fanno tutte. Vedete qual è il punto? Perché è diventato naturale, quindi dovrebbe diventare naturale anche per un uomo indossare la gonna. Gli abiti sono solo stoffe, ragazzi, bisogna entrare in quest'ottica. Io sentivo prima, ho preso l'ultima parte della nobilissima intervista a quella famiglia Pride, a quella famiglia arcobaleno australiana, e lì stiamo parlando di qualcosa di veramente intimo, di veramente importante. Non che la mia cosa non sia importante, ma derubrichiamolo un attimo, sono stoffe. E la cosa che rende tutto assurdo è che a causa di queste stoffe tanta gente ha cercato di rovinarmi la vita, di distruggere la vita a me, alla mia famiglia, eccetera. Il che vuol dire che tanta gente sta male. Questa è la prima considerazione che posso fare. La seconda considerazione, io mi auguro che del termine crossdressing tra un po' di anni, non so quanti, si finisca con non parlare più, perché a differenza del termine omosessuale, transessuale, eccetera, avete capito che crossdressing è un termine solo statistico. Esiste fino a quando sono in pochi a praticarlo, ma quando lo praticano tutti, come tutte le donne a partire dalla seconda metà del XX secolo si vestono come vogliono, quando lo praticano tutti non è più necessario usare la parola. Capite cosa intendo, no? Assolutamente sì, e certo. La cosa straordinaria, ecco, voi donne mi incoraggiate poi alla fine, perché io vedo con quanto successo praticate il crossdressing, quanto siete riusciti a sdoganarlo, e devo rendervi noto che nell'800 venivate arrestate, cioè ve la passavate anche peggio
di come me la sto passando io, no? Una donna comunque... sui pantaloni doveva andare in giro col certificato medico, se no veniva arrestata. Era una cosa pazzesca, no? Quando cosa diceva Einstein sulla stupidità umana, che è l'unica cosa infinita a parte l'universo, e non era sicuro dell'universo non era sicuro. Ecco, questo è il concetto. Quindi quando è stato il momento, Pina, purtroppo non c'è un momento, perché è una presa di coscienza estremamente graduale. E intanto è durata 27 anni. Io ho cominciato a essere attratto dagli abiti femminili che avevo 9 anni, si era nel 1975, in un'Italia molto diversa da oggi, un'Italia in cui il cross-dressing maschile era illegale fino all'anno prima. Fino all'anno prima un uomo che usciva vestito come oggi esco vestito io veniva arrestato dalla prima pattuglia. Allora io non è che ne fossi consapevole, ero un bambino, queste cose non lo sapevo, certo. Però sapevo, detto brutalmente, che non c'era trippa per gatti, e allora decisi di censurarmi, errore necessario ma tragico, perché uno che si censura non è più niente. Uno che sta lontano da se stesso non è più niente. E io non fui niente per la bellezza di 27 anni, perché per paura, Stefano? Sempre per paura? Paura intanto di me stesso, perché non capivo perché, e poi degli altri, della società che percepivo come ostile. Del giudizio? Sì, rischio. Poi in realtà è andato tutto sommato meglio di come mi aspettassi, visto che nessuno mi ha mai aggredito per la strada, ma alla fine c'era anche questo timore, no? Era il 2002, avevo 36 anni, quando indossai per la prima volta i panni di un crossdresser. 36 meno 9 fa 27, pensate quanti anni ci ho messo. Sì. E poi ulteriori 7 anni per liberarmi del tutto, dai dubbi, dalle paure, dalle angosce. Si parlava di famiglia, Stefano. La tua famiglia quanto è stata importante per questo? E poi dobbiamo anche salutarci perché abbiamo quasi sforato in questo blocco. La mia famiglia è stata meravigliosa. Mia moglie, sia pure con tutte le difficoltà del caso, ci ha messo 10 anni, molto meno di quanti ci hanno messi io, molto meno dei miei 27. Ma tua figlia, Stefano, invece, tua figlia a scuola, quando tu la vai a prendere, è la normalità, no? Sì, perché è la generazione cosiddetta fluida. Va detto, questo io non me l'aspettavo. È un bel regalo che il destino e la vita mi hanno fatto. Vedere che c'è una generazione chiamata fluida, che poi non vuol dire che sono fluidi, vuol dire che non hanno pregiudizi, che sono aperti a tutte queste novità. Quanti anni ha tua figlia adesso? 15, il che vuol dire, e questa è una notizia buona nella buona notizia, che tante famiglie, malgrado non ci siano crossdresser dentro, danno gli stessi messaggi che la mia famiglia ha dato alla nostra, ex bambina, oggi ragazza. Certo. Stefano, abbiamo l'ultima domanda da parte di Sara e poi ci dobbiamo salutare. Sì, una domanda velocissima. Stefano, tu vivi a Milano, pensi che affronteresti la vita allo stesso modo qua in Sardegna? Sai qual è stata la prima città in cui io ho partecipato a eventi pubblici vestito da crossdresser? Nuoro. Nel 2008. Io l'ho detto a un giornalista di uno dei vostri quotidiani, lo ridico anche qui, la Sardegna è stato il luogo in cui ho ricevuto la spinta definitiva ad avere coraggio. Che bello! Ne siamo bellissimo. estremamente fieri. Era il novembre del 2008, tornai a Milano e 2 mesi dopo completai la mia, transizione guardarobiera. È stato... Quindi devo ringraziarvi, a voi sardi. Grazie a te, Stefano, per questo collegamento. Ti saluta tutto lo studio e siamo felici di averti sentito e ti aspettiamo in Sardegna quando avrai piacere, anche magari in altre occasioni. Prestissimo, un abbraccione. D'accordo, Ciao Stefano. Noi andiamo un attimo ancora in pubblicità e torniamo subito. A tra poco. Eccoci nuovamente nello studio 2 di Cagliari di Tele Sardegna con Galana, speciale Sardegna Pride. Abbiamo
sentito, purtroppo non visto e neanche ospitato qua nel nostro studio Stefano Ferri, ma di sicuro l'argomento crossdresser, paura e ancora tutto quello che c'è dietro ogni persona è un argomento da affrontare. Volevo parlarne un po' qua in studio prima di lanciare altri servizi. Camilla. Esatto, Camilla. Ti ho visto che eri lì che scalpitavi prima perché volevi fare tante domande ma non avevamo il tempo. Allora, il tema è interessantissimo, ma soprattutto la cosa più interessante che si percepisce ascoltando la testimonianza è che c'è sempre uno scollamento tra quello che si è la paura di quello e la paura dell'esterno. Il problema non è l'accettazione del sé, il problema è l'accettazione della paura del giudizio all'esterno. Quindi il lavoro, uno può fare tutto il lavoro possibile su se stesso, di accettazione, proprio di conoscenza della propria persona, di quelle che sono le proprie libertà, perché uno si deve sentire libero di vestirsi come cavolo vuole, ovviamente. Però la cosa che poi spaventa, che fa paura, è la percezione che si ha all'esterno. E questa cosa qui, l'idea proprio che la mia libertà dipenda dal giudizio degli altri, è il vero dramma oggi, che riguarda lui, che come ha detto bene, è stata una cosa molto interessante. Ha detto: il mio è solo un problema statistico in realtà, perché poi lui è un uomo cisgender, eterosessuale. Ha 27 anni ad avere il coraggio di essere se stesso. Certamente, in un'Italia tra l'altro anche diversa rispetto a quella di oggi. Però a me è stato molto interessante sentire questa cosa qui. Io sono soltanto un problema, io sono una questione statistica, una questione di numeri. Il giorno in cui il mio problema, la mia identità, il mio modo di volermi rappresentare al mondo sarà banalmente diluito, allora il mio problema smetterà di esistere, mentre ci sono altre situazioni che non riguardano purtroppo soltanto una questione statistica, ma riguarda una evoluzione culturale di tutto il paese. Vai, poi dopo ti faccio una domanda. Il problema è non tanto la percezione che abbiamo di noi, ma la percezione che abbiamo degli altri che ci guardano. Infatti lo slogan del festival cinematografico che organizziamo con ARC è: la diversità sta negli occhi di chi ti guarda. Ed è sempre lì. Il problema è che ovunque tu ti giri sei sempre sotto giudizio, perché sei alto, sei bianco, sei nero, sei grasso, sei magro, eccetera eccetera. Ok, mettiamo il caso che vada bene alla società il fatto di essere sempre in competizione e sempre sotto giudizio, però nel momento in cui tu mi hai detto sotto giudizio, io posso girare pagina e fottermene altamente di quello che tu pensi, sì, ed è per questo che noi facciamo il Pride, anche per questo, per girare pagina e dire: perfetto, il fatto che appunto oggi ci si debba giustificare per quello che si fa è un problema, perché è una giustificazione che tu stai inculcando già dalle elementari. Il fatto che ci siano adesso negli anni 2000 le prime famiglie che hanno accompagnato, le famiglie arcobaleno che hanno accompagnato i bimbi a scuola, i bambini già dall'elementare o dall'asilo si sentivano giudicati perché avevano 2 mamme o 2 babbi. E lì è un problema semplicemente culturale, ed è per questo che oltre al Pride bisogna lavorare sempre, tutti i giorni, tutto il giorno, per cambiare a livello culturale la nostra nazione e non solo. E poi anche la percezione, dicevamo all'inizio, di quello che è il Pride, lo si vede come una carnevalata, e vabbè, non c'è nulla di male nemmeno sul carnevale. Il carnevale non è che dici che schifo, il carnevale, pur che schifo. Il fatto che ci siano Sodoma e Gomorra durante il Pride non è vero, purtroppo, quindi questo noi diciamo sempre: è pieno di uomini nudi. No, non è così, purtroppo. Cioè, a Cagliari nudi, ma perché c'è caldo, no? Perché si vuole spogliare. E poi la differenza del carnevale: il carnevale tu ti metti una maschera, al Pride tu te la togli la maschera, ed è questa la cosa importante. Tante persone ci si libera, assolutamente. Tante persone che sono contrarie al Pride perché tengono quella maschera, si chiama omofobia interiorizzata. Non hanno fatto pace con se stessi. Chi è libero da pregiudizio, chi è libero da il fatto di sentirsi quello che è e gli va bene così, al Pride ci viene, al Pride si diverte, perché il Pride è una celebrazione, è una festa, ma per noi in Italia, che siamo 30 anni indietro sui diritti e su tante altre questioni, per noi è anche una giornata di lotta, e scendiamo. E a differenza di tante altre manifestazioni non spacchiamo le vetrine, non facciamo casino,
la gente si diverte e spende, quindi anche dal punto di vista economico per una città è una manifestazione importante. Carlo, scusami Pina, ma volevo giusto sapere da Carlo se ti ha lasciato da dire qualcosa oppure direi che è completo così. Sei tu il portavoce della tua associazione? Vabbè, questa cosa dei ruoli, insomma, diciamo noi non che abbiamo ruoli né identità, siamo fluidi, quindi siamo a seconda delle occasioni. No, perché in effetti la nostra organizzazione è abbastanza orizzontale, nel senso ci dividiamo i compiti, poi chi magari ha più capacità in un verso fa quello, chi ha capacità in un altro fa l'altro, e siamo più o meno sulla stessa barca e facciamo le stesse battaglie. Quello che diceva Michele è importantissimo, secondo me, sottoscrivo tutto. Naturalmente l'aspetto politico per noi è cruciale, in effetti il motore che ci ha mosso nel 2012, anzi forse con le prime manifestazioni contro l'omofobia a Cagliari e a Sassari anche nel 2009, erano motivi politici, la richiesta di diritti che piano piano sono arrivati a pezzetti, a frattaglie di diritti, le chiamo così, perché se adesso pensiamo alle rivendicazioni politiche, giusto senza annoiare la gente a casa, ma quando ancora noi oggi diciamo due amici si stanno sposando, no, attenzione, quella è un'unione civile, non abbiamo il matrimonio egualitario che è una delle nostre battaglie. Perché? Perché noi pensiamo che la legge sulle unioni civili, che comunque ha dato qualche piccolo traguardo, sia una legge diversa per persone presunte diverse, cioè una legge speciale in qualche modo, che è contro tutte le altre leggi che devono essere invece uguali per tutte e tutti. Il matrimonio egualitario sarebbe un gesto di uguaglianza molto importante, oltre a piccole differenze che ci sono all'interno dell'istituto, ma non vi annoio su questo. Quindi battaglia politica, tutele rispetto all'omofobia, transfobia, bifobia, certo, manca tutta forse qualcosina si è mosso a quei centri di antidiscriminazione, diciamo, ma c'è ancora che la tanto strada da fare. fare è ancora tanta, quindi sì. per fortuna ci sono i Pride. Io mi voglio presente il percorso che dobbiamo fare col Pride? Esatto, Almeno 10 volte. Tu hai parlato di giudizio, no? Il bambino, sei grasso, sei magro, eccetera, però è molto importante che già da bambini il giudizio, questo è perché comunque lo senti tra le amicizie e la famiglia, quindi torniamo sempre lì, quanto è importante la famiglia anche quando il bambino giudicato a scuola torna a casa e magari la famiglia fa fare retromarcia e gli spiega che il giudizio in effetti è solo un giudizio e bisogna lasciarlo correre. Io, tornando al giudizio alla famiglia, poi voglio lanciare la parola alla nostra meravigliosa e preziosa giornalista che insomma ci ha aiutato nei servizi, perché so che tu adesso hai pronto un servizio da lanciare, raccontacelo. Magari prima riassumici un po' quello che è stato il lavoro di redazione. Sì, il lavoro di redazione è stato, lo dico, abbastanza complesso, perché i temi sono tanti e i tempi televisivi purtroppo sono piccoli e brevi, ma abbiamo notato reticenza in alcune zone della Sardegna e infatti mi ha colpito molto quello che ha raccontato prima Stefano Ferri sulla provincia di Nuoro, che era provincia in cui io sono nata, però diciamo per un motivo o per l'altro abbiamo trovato più difficoltà ad avere interviste per il programma di oggi. Speriamo e anzi rinnoviamo le nostre richieste magari per il futuro per avere qualche contributo in più. Abbiamo realizzato delle interviste con le altre colleghe giornaliste proprio per sentire i protagonisti, le storie, abbiamo cercato i dati e ovviamente ve li mostreremo tutti quanti. Adesso vorrei presentarvi il servizio realizzato per noi da Claudia Sancius da Sassari e parliamo del percorso di affermazione di genere. È importante utilizzare il corretto linguaggio, quindi parliamo di percorso di affermazione di genere con l'intervista a Minerva Uzzau, realizzata per noi da Claudia Sancius. Vediamo l'intervista. Io sono Minerva, sono una ragazza transgender attivista a Sassari per i diritti delle persone trans. Ho fondato un'associazione che si chiama Trans Support, che si occupa della tutela e della creazione di servizi per le persone trans, servizi che attualmente in Sardegna e in gran parte dell'Italia non esistono. E la mia storia è una storia comunque di lotta, di affermazione della propria identità, perché nascere in un genere che non si riconosce, doverlo esternare poi in un secondo momento è comunque un atto molto difficile e molto complesso da portare avanti. Ho avuto la forza e il privilegio di poter lottare, di poter affermare il mio genere, nonostante i pochi servizi che lo Stato fornisce. Infatti sono dovuta andare a Firenze per iniziare il mio percorso di affermazione di genere,
privilegio che non molte persone sarde possono avere. Il percorso di affermazione di genere è quel percorso che permette alle persone trans appunto di esternare il proprio genere, quindi inizia da una parte psicologica che la comunità scientifica internazionale non riconosce più come obbligatoria, ma che l'Italia riconosce ancora come obbligatoria. Una volta che si è ottenuta questa specie di diagnosi, perché ormai non è più una diagnosi, si può iniziare il percorso ormonale da un endocrinologo o un'endocrinologa che si occuperà di somministrare ormoni in modo da sviluppare i caratteri sessuali secondari del genere percepito e di ridurre al minimo, se non eliminare completamente, i caratteri sessuali primari e secondari. Poi c'è la terza fase, che è quella legale chirurgica, perché per ottenere l'accesso alle operazioni di affermazione di genere è necessaria una sentenza del tribunale, ed è forse la parte più umiliante per le persone trans, perché là davvero ti trovi davanti a una persona che non ti ha mai visto o vista e che giudicherà se sei abbastanza uomo o donna per entrare in società come tale. Il Pride per me è importante perché nasce da 2 persone trans. È importante perché anche quella è una lotta di affermazione, una lotta di rivolta, è una lotta di rottura degli schemi, ed è importante che rimanga, tra virgolette, osceno, come lo descrivono i più, perché nasce da un momento di festa. La gente è vestita in maniera non comune proprio perché per celebrare quel momento di festa. La polizia è entrata in un locale, Stonewall Inn, nel 1969 per fermare un gruppo di persone omosessuali e persone trans, e da là 2 persone trans, Sylvia Rivera e Marsha P. Johnson, hanno iniziato la rivoluzione ed è iniziata la parata che erano tutti vestiti in quel modo. Quindi per me è importante ricordarsi questo. Ringraziamo Claudia Sancius e ringraziamo soprattutto Minerva per queste confidenze. Si parla sempre di famiglia perché sappiamo, perché insomma anche questo è stato un po' un estratto, Sara, di quello che è una lunga chiacchierata che hanno fatto assieme. Mi sembra che Minerva sia nata come gemello, esatto, giusto? Sì, ha un fratello gemello ed lei è stata la prima persona con la quale si è appunto confidata sì, quando doveva raccontare quello che era il suo desiderio, sentire la sua parte intima che insomma cercava di reprimere. Poi parla anche di quello che sono le difficoltà anche economiche di poter intraprendere un percorso. Camilla, secondo te quando saremo pronti anche qua in Sardegna nel affrontare? Lei è stata a Firenze appunto per affrontare questo. Lei dice: io ho avuto la fortuna percorso. di avere una famiglia che mi ha permesso, quindi ha avuto il sostegno sia in generale, anche quello economico. La situazione in Sardegna per quanto riguarda le persone che devono fare percorsi di affermazione di genere effettivamente è molto complesso. In Sardegna esiste un unico punto di accesso a quello che poi è tutto il percorso, un punto che, sentendo la comunità trans sarda, non sempre all'altezza. Sto per dire delle cose che mi torneranno indietro scomodissime, lo so già, loro lo sanno molto bene, però un punto che spesso non è all'altezza, sicuramente non per la mancanza di professionalità degli operatori, ma sicuramente proprio perché manca uno studio e un interesse specifico sul tema sul territorio. Purtroppo quando alcuni aspetti della salute delle persone vengono ritenuti marginali, cosa succede? Succede che poi non si fa un investimento su quella problematica, e questo noi lo vediamo a 360 gradi, non soltanto nella difficoltà di accesso a un percorso di affermazione, ma anche nella gestione del paziente trans. Intendo dire, quando una persona transgender si ammala, come ci ammaliamo tutti quanti, e quindi come viene trattata poi quella persona una volta che entra in ospedale, una volta che ha necessità di interfacciarsi con le farmacie. Noi abbiamo ascoltato spesso testimonianze di ragazzi e di ragazze che vengono derise, che vengono emarginate anche, o no? Allora, in ospedale magari non viene emarginato o emarginata, però magari capita che continuano a utilizzare il tuo nome invece che il tuo nome di relazione, il tuo dead name, certo. Oppure magari da poco
da poco un ragazzo transgender ci raccontava che l'infermiere con cui doveva avere a che fare mentre era ricoverato in ospedale, quindi già in una situazione di fragilità perché stai male, continuava a prenderle in giro dicendo: ah, sei maschio, che bella voce da ragazza che hai però. Capite bene che non sono atteggiamenti accettabili, ma qua c'è un problema proprio culturale. Spesso gli operatori della sanità, gli operatori anche di un ufficio pubblico qualsiasi, non hanno proprio l'educazione per capire l'importanza di che cosa vuol dire trattare le persone trans esattamente come hanno il diritto di essere trattate, quindi per quello che sono, e con i pronomi giusti e con i nomi giusti. Manca un'educazione proprio a 360 gradi. Quindi anche il linguaggio è importantissimo. Certo, il linguaggio è fondamentale. Una cosa a quello che diceva Camilla: quando con ARC, ma a Sassari anche con il MOS, abbiamo dato vita allo sportello antidiscriminazione che è finanziato dall'UNAR e dalla Regione Sardegna, le cose che abbiamo fatto è di coinvolgere le amministrazioni pubbliche, coinvolgendo l'assessorato ai servizi sociali, quindi gli assistenti sociali, perché arriva in un ufficio una persona, sono gay, e noi ti dicono: ma ti serve un libro, oppure hai voglia di conoscere qualcun altro? No, vai dai servizi sociali. Però abbiamo chiesto di coinvolgere anche le persone che lavorano nell'ufficio anagrafe, perché tu dico: ma perché l'ufficio anagrafe? Forse perché se devi andare a fare un cambio di carta d'identità il nome è un problema, se ti devi unire in unione civile è un problema, se sei figlio di una famiglia cobreno è un problema, e forse l'ufficio anagrafe è più importante anche di quello delle assistenti sociali. È perché comunque tu vai in un ufficio pubblico, senti un qualcosa che è stato detto, lo percepisci come un atto ostile, magari era soltanto ignoranza da parte della persona, non l'ha voluto fare con dolo, ed è proprio per questo stiamo lavorando molto sulla formazione e sull'amministrazione pubblica. E devo dire che, come diceva Camilla, sul servizio sanitario siamo all'anno meno 20, non all'anno 0, all'anno meno 20. Perché di queste è capitato anche di persone che poi sono morte nei reparti, che hanno continuato a utilizzare il nome al maschile di una persona che aveva totalmente un aspetto femminile. E quindi questo è brutto da vivo, da morto fa ancora più schifo. Dà più fastidio, cioè. Sì. Noi prendiamo atto di tutto quello che state dicendo e possiamo pensarci anche in questo frangente. Ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Mentre andava la pubblicità, noi qua in studio non ci siamo fermati perché insomma l'argomento è interessantissimo, abbiamo continuato a chiacchierare, e a proposito di istituzioni io passo subito la palla alla nostra giornalista Sara Monet, perché so che avete voi della redazione preparato un servizio. Raccontaci di che cosa si tratta, dove ci avete portato, dove ci portate. Sì, vi portiamo a Quartu Sant'Elena perché il comune di Quartu è stato il primo in Sardegna a istituire un assessorato che alle politiche di genere e LGBT. L'assessora è Cinzia Carta e l'ha intervistata per noi Roberta Lai. L'idea è nata partendo dalla richiesta che mi ha fatto il sindaco Graziano Milia, neoeletto, nel momento in cui mi ha proposto di accettare la delega ai diritti LGBT. Ho accolto con entusiasmo questa proposta e ovviamente mi sono impegnata da subito a capofitto con questo lavoro. Teniamo conto che prima appunto del nostro assessorato, o meglio, posso dire che è stato il primo assessorato, quindi si trattava appunto di iniziare a scrivere un libro con delle pagine bianche in cui non era scritto niente, quindi non c'era un lavoro da cui io potevo iniziare e proseguire un lavoro già svolto. Quindi la prima cosa che mi sono posta è iniziare ad aprire un'interlocuzione con tutte le associazioni del territorio, le associazioni arcobaleno del territorio, per iniziare a condividere idee e proposte su quelle che potevano essere le azioni e misure da portare avanti assieme. C'è stato un evento decisivo
molto dirompente anche rispetto al passato, ed è stato appunto in occasione appunto del 17 maggio, che è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, nel momento in cui abbiamo convocato un consiglio comunale straordinario dedicato proprio alla giornata, con degli ospiti speciali, con alcune associazioni del territorio, in cui si è parlato proprio del tema del 17 maggio. Da quel momento quindi c'è stato appunto, diciamo che Quartu è diventata pieno città dei diritti. Contemporaneamente quindi abbiamo celebrato la giornata anche in uno spazio fisico della città e abbiamo inaugurato infatti la prima panchina arcobaleno nella Piazza dei Diritti, che abbiamo inaugurato nella stessa occasione, che si trova nei pressi di Viale Colombo. È una bellissima panchina arcobaleno che abbiamo dedicato tra l'altro a Laura Grasso, che è una grande attivista che in passato si è battuta per i diritti civili. Oltre a questo abbiamo poi adottato la Carta Etica dei diritti civili, anche quello è un altro passo importante, e non solo, tante altre attività che tuttora stiamo portando avanti. Abbiamo partecipato anche al bando dell'UNAR, un bando contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, che è stato promosso appunto dall'associazione ARC di Cagliari e al quale anche il Comune di Quartu ha partecipato. Poi oltre a questo ovviamente abbiamo fatto tante iniziative culturali, artistiche, quindi dalle esposizioni di mostre fotografiche, ma non solo, anche presentazioni di libri sul tema, su grandi appunto autori, ma anche attività sportive, tra queste appunto il torneo di tennis LGBTQIA+, che appunto si svolgerà anche quest'anno allo Sporting Club, appunto un impianto comunale, quindi del comune di Quartu Sant'Elena, e poi anche la maratona che abbiamo fatto l'anno scorso e che ripeteremo sicuramente anche quest'anno, diciamo la staffetta che porta poi al Pride, al Sardegna Pride di Cagliari. È una staffetta che è partita con degli atleti, sono partiti appunto dalla Piazza dei Diritti, il nostro luogo simbolo quindi dei diritti civili. Da lì è partita la corsa fino ad arrivare al Parco della Musica, da cui poi è partito il Sardegna Pride. Qual è la percezione della comunità di Quartu Sant'Elena nei confronti di questo assessorato? Probabilmente un po' di diffidenza, ma poi insomma tanta partecipazione, e questo è una prova del 9, significa che appunto stiamo andando nella direzione giusta. Principalmente mi arrivano richieste e proposte di condividere iniziative assieme per sensibilizzare appunto la cittadinanza alla cultura del rispetto. Battaglia per il riconoscimento dei diritti LGBT. Quali sono i passi secondo lei da compiere? La strada è ancora lunga. Come amministrazione ci siamo da subito schierati a favore appunto dell'iscrizione appunto delle 2 mamme o dei 2 papà, qualora insomma ci fosse la necessità di dover appunto registrare un minore. Quindi da subito ci siamo schierati a favore. Se si parla di matrimonio egualitario siamo ancora lontani anni luce. Io credo che la strada sia ancora lunga, dobbiamo insistere, dobbiamo battere, non dobbiamo appunto fermarci. Tra l'altro è l'Europa stessa che ci chiede anche di allinearci e noi siamo ancora indietro. L'assessora parla che l'Europa ci chiede di allinearci e ci ha parlato di dati, di tante cose ancora da fare. Io direi alla regia, restiamo sempre su questi dati e sui diritti civili, di farci vedere il servizio che ha realizzato per noi Saramone appunto sui dati Istat, non solo in Italia ma anche nel mondo. Vediamo come siamo messi. Le città nel mondo che celebrano il mese del Pride sono in costante aumento, ma per una parità di diritti c'è ancora tanto da fare. Nel mondo ci sono ancora 63 paesi in cui essere omosessuali è reato e in 7 di questi è prevista la pena di morte. Secondo un'indagine condotta dall'Ipsos, in Italia il 9% della popolazione si dichiara LGBT+. Tra i più propensi a definirsi tali sono i giovani della generazione Z, seguiti dai millennials. Sono proprio i giovanissimi ad avere opinioni più aperte sui temi della sessualità e del genere. Secondo una ricerca condotta nel 2023 dall'Istat, in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, l'81,3% delle persone omo e bisessuali ha subito almeno una microaggressione sul luogo di lavoro. C'è chi a causa del proprio orientamento si è visto offrire una mansione inferiore a quella per cui era qualificato, parliamo del 46% dei casi, e chi si è visto proporre uno stipendio più basso, il 44,6% dei casi. Sempre nel contesto lavorativo, il 31% delle persone intervistate riporta episodi di outing da parte di altre persone.
In tanti quindi adottano comportamenti per tenere nascosto il proprio orientamento sessuale, evitando di parlare della propria vita privata ed evitando di frequentare nel tempo libero persone dell'ambiente lavorativo. Negli anni in Italia sono aumentate le percentuali di coming out in famiglia. Valori più ridotti si registrano quando si tratta della bisessualità, mentre il coming out tra amici è più frequente soprattutto tra coloro che hanno un livello di istruzione più elevato. Una media globale del 66% afferma che le persone transgender sono tra le più discriminate dalla società. In Italia lo afferma invece il 97,6% degli intervistati. La giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, istituita con una risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007, ha permesso di offrire momenti di riflessioni collettive sui valori costituzionali di uguaglianza, pari dignità di ogni persona e libertà individuali. Anche il mese dell'orgoglio LGBT, conosciuto come il Pride Month, che si celebra l'intero mese di giugno di ogni anno, sottolinea l'importanza della lotta per i diritti LGBT. Sono manifestazioni ancora fondamentali e utili alla lotta contro ogni tipo di discriminazione e per promuovere la diversità e l'inclusione. Cagliari, guarda. Siamo quasi già tutti lì ballando. che Siamo già sul carro. Eravamo nel Pride. Sono numeri particolari quelli che, insomma, del servizio che ha realizzato Sara. So che hai una domanda direi per che io mi sono segnata pena di morte in 7 paesi. Questo mi ha fatto rabbrividire. E allo stesso tempo però, insomma, i giovani, sentivo, sono la nostra speranza. Allora io ho qui una consigliera regionale giovanissima, attivista, te li porti bene allora. Fino in confronto a noi è giovane. Sei attivista e allora ti chiedo, la politica può far tanto, che terreno stiamo preparando per i giovani e quindi cosa bolle in pentola, cosa state organizzando, state facendo qualcosa, cosa c'è insomma di novità? Allora, la prima cosa che ti dico è che fortunatamente il terreno i giovani se lo stanno preparando da solo, perché se dovessero aspettare che noi gli prepariamo qualcosa di positivo per il loro futuro, stanno belli freschi. Io dico sempre, mi piace moltissimo dire questa cosa, che la generazione che sta crescendo adesso, secondo me, io sono convinta di questa, sarà la prima generazione che restituirà un mondo migliore di quello che ha ricevuto, mentre fino adesso abbiamo soltanto peggiorato le cose, generazione dopo generazione. Questa è una generazione sensibilissima ai diritti, alle persone, priva di giudizio, sensibilissima alla natura, a tutto il creato, è proprio una generazione meravigliosa e che noi non capiamo e non comprendiamo fino in fondo. La politica può far tanto, la politica deve far tanto. Noi ovviamente, io sono consigliera regionale, sono presidente della seconda commissione che al suo interno ha anche la delega sui diritti. Ovviamente noi siamo una regione, quindi non possiamo istituire nuovi reati, siamo all'interno ovviamente di un quadro normativo nazionale, però noi possiamo fare tantissimo. Io sono molto onorata, devo dire la parola giusta è quella, perché le associazioni, tutte le associazioni del mondo queer sarde hanno lavorato a lungo insieme per costruire un testo, una proposta di legge da presentare in Consiglio regionale, e io ho avuto l'onore di prendere questo testo per poterlo presentare. Fortunatamente il testo l'ha firmato tutta la maggioranza in maniera assolutamente compatta, quindi è un testo che adesso verrà depositato questa settimana. Io ci tenevo moltissimo a riuscire a depositarlo prima del Pride. Una volta depositato passerà nella commissione che presiedo per la discussione e poi arriverà finalmente in aula. Questo è un testo che per me è preziosissimo, perché finalmente sposta la competenza, diciamola così. Ce la puoi spiegare brevemente, insomma, le cose salienti, quelle più importanti? La cosa fondamentale qual è? Oggi tutto ciò che riguarda l'educazione al rispetto passa attraverso il volontariato delle associazioni, l'impegno costante che le associazioni mettono nel cercare di educare, di ascoltare, anche tutto ciò che riguarda il primo soccorso, mettiamola così, delle persone che stanno vivendo difficoltà, che vengono emarginate dalla famiglia, passa tutto attraverso il volontariato, e questa cosa è sbagliata, è profondamente sbagliata, perché la Regione Sardegna si deve far carico di educare i propri cittadini e le proprie cittadine. Quindi intanto questa è una legge che dà alle associazioni
gli strumenti per poter operare non più su base solo ed esclusivamente volontaria, ma soprattutto dice una cosa che è la cosa secondo me più importante, dice la regione c'è, che poi è la frase bellissima che ha detto anche la nostra Presidente in apertura della trasmissione. Dire a un ragazzo o una ragazza del mondo queer, appartenente al mondo queer, la regione c'è, è al tuo fianco, non sei da solo, non sei da sola, è fondamentale. In questo testo è previsto per esempio che nei casi di gravi discriminazioni, violenze eccetera, in cui si finisce in tribunale, la regione Sardegna si faccia parte civile ad esempio nei processi. Prevede che la regione si impegna a istituire una casa di accoglienza per i ragazzi e le ragazze che vengono buttate fuori di casa. Voi avete idea di che cosa vuol dire per un 18enne ritrovarsi in mezzo a una strada senza mezzi, senza sostentamento, senza la possibilità di studiare? Succede, scusa, che le famiglie non accettano l'orientamento sessuale dei figli non canonico, tra virgolette, no? Succede spesso, succede più di quanto non si immagini, succede soprattutto nel mondo nel mondo trans, perché per ricordiamo che di genere, più che per tutto ciò che riguarda l'identità di genere è una discriminazione nella discriminazione, perché ovviamente c'è sempre il fanalino di coda del processo discriminatorio, arriva sempre l'ultimo tra gli ultimi, quindi sì, succede. E ti voglio dire una cosa, prima hai citato, ti sei stupita dei 6 paesi, 7 paesi in cui è prevista la pena di morte. Permettimi di dire questa cosa, poi lascio la parola agli altri. Ogni volta che si celebra il Pride c'è sempre qualcuno che viene a dirci e allora perché non si fa la giornata mondiale dell'orgoglio eterosessuale? Perché non esiste un paese al mondo dove è prevista la pena di morte se sei eterosessuale. A parte che gli etero non lo sanno organizzare belli come noi, quindi già questo. Aspetta, però ci avete bruciato la domanda, perché ce l'avevo proprio, perché a me spesso dicono ma perché vai al Pride? Io col passeggino, mio figlio lì, io la prima manifestazione forse ero con Agedo, insomma, e tutti, ma perché vai lì? Non sei neanche omosessuale? E poi si possono pure sposare, ma che te frega di andare lì? Perché facciamo l'etero Pride? Ecco, insomma, ci hai bruciato ed è questo. per quello che hai anche partecipato al concorso. Esatto, di Miss Frocerola, ma posso ripartecipare quest'anno, anche se sono tanto stata non vinci bocciata. lo stesso neanche quest'anno, secondo me. Io ho visto Carlo che stava prendendo degli appunti. Bah sì, lo faccio spesso, sempre. No, mi viene in mente due cose, se posso continuare prego. il discorso di Camilla. C'era del pessimismo che stiamo lasciando una società peggiore, forse i giovani faranno meglio. In realtà posso dire che qualcosa l'abbiamo costruita, perché avere una politica che si può sedere a un tavolo come questo e sposare gli stessi temi su cui abbiamo lavorato faticosamente insieme, non è una cosa tanto scontata, quindi grazie. Va riconosciuto. Hai perso? Sì, scusate. Vabbè, guarda il telefono, perché io ho visto che hai segnato un sacco di cose. Ero lì che stavo guardando. Ascolta, sai cosa facciamo, Carlo? Sì. Ce l'hai in mente? Sì, certo che ce l'ho. Ah, ok. L'altra cosa molto importante sui giovani è un appello che io farei, perché ne parlavamo proprio prima fuori onda, che i giovani adesso sono molto più aperti rispetto a prima, c'è la generazione fluida, come l'abbiamo definita, quindi il genere non è più così importante, però i giovani, o le giovani, hanno un po' dimenticato cosa vuol dire fare attivismo, fare rete. Il protagonismo adesso è più facile perché possiamo utilizzare dei strumenti come i social network che una volta non c'erano, però fare rete, fare associazione è un'altra cosa ed è quello il motore del cambiamento, secondo me. Quindi sono contentissimo che le cose stiano cambiando in politica, che stiano cambiando le persone giovani, però se vengono in associazione e ci danno una mano, il lavoro da fare è ancora tanto. Che facciano la loro associazione, se non gli piace la nostra, ma che facciano? Ci stanno bruciando tutte le domande, erano le domande del prossimo blocco. Noi andiamo un attimo in pubblicità, poi ritorniamo qui sempre con Galana, speciale Sardegna Pride. Galana speciale Sardegna Pride a una settimana dal Pride, il 29 di giugno 2024 alle ore 17 saremo tutti con le scarpe da tennis, penso, pronti, ma sandali, anzi non ciabatte. col tacco alto come Stefano, no? Io metto il tacco, però voglio salire sul carro questa volta, senza corona. Esatto. Ci sarai, poi ci direi anche il perché. Sara, ci introduci il prossimo servizio?
Sì, lo introduco con un altro dato dell'Istat che dice che il 92% degli intervistati dicono che hanno trovato nel mondo dello sport, il 92% degli intervistati, omofobia e transfobia all'interno del mondo dello sport. Qualcosa piano piano sta cambiando. Noi abbiamo voluto chiedere un contributo al Cagliari Calcio perché l'anno scorso, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, è sceso in campo con la maglia arcobaleno. Per questo motivo, grazie alla collega Roberta Lai e anche grazie al collega Anthony Muroni, abbiamo sentito Stefano Melis, che è il direttore area business e media del Cagliari Calcio. Cagliari Calcio ha tra i propri obiettivi dichiarati quello della sostenibilità a tutti i livelli, sia economica ovviamente, ma anche e soprattutto quella del rispetto dell'ambiente e quella della sostenibilità sociale. Lo fa seguendo un proprio programma, un punto di partenza, un riferimento molto chiaro, un manifesto etico chiamato BS1, che di fatto funge da una stella polare ispiratrice, no? di tutte le iniziative in questo senso. I propri dipendenti, i giocatori, tutti gli stakeholder coinvolti nel mondo Cagliari, nell'universo rossoblu, hanno ben chiaro questo come punto di partenza. Lo fanno anche i partner che il club ha individuato nel tempo e che accompagnano questo programma nella quotidianità. Cito due su tutti, la Fondazione di Sardegna e la Fondazione Carlo Enrico Giulini. Il club è sempre stato in prima linea su quelle che sono anche le iniziative più note, quelle più internazionali e quelle legate alle istituzioni del calcio. La Lega Serie A su tutte, la campagna Keep Racism Out, sono insomma un punto di partenza imprescindibile. Ma lo fa anche e soprattutto su quelli che sono invece i programmi e le iniziative più locali, quelle più importanti sul territorio, quelli dove il club è convinto di poter fare la differenza. Cito due esempi su tutti, quelli con i più piccoli, quelli con i tifosi e gli appassionati più di tenera età. Simbolo imprescindibile in questo senso è quello legato alla scuola di tifo all'interno della Curva Futura. Un messaggio chiaro in cui degli educatori, ogni partita casalinga all'Unipol Domus coinvolgono centinaia di bambini verso concetti di tifo positivo, basato solo e concentrato verso la squadra di casa, la propria squadra, e mai contro l'avversario. O in senso più lato il programma meraviglioso che la Fondazione Giulini e il club portano avanti da tanti anni con la Coppa Quartieri. Centinaia, migliaia di giovani studenti e i propri insegnanti vengono coinvolti in delle giornate all'insegna dello sport prima di tutto, ma soprattutto all'insegna di valori come il rispetto, l'uguaglianza e l'inclusione. Insomma, un programma chiaro a 360 gradi in cui il club è sempre stato in prima linea e non si è mai tirato indietro. Forse è stato addirittura tra i primi club calcistici in Italia a esporsi anche con l'utilizzo della propria eco, no? del proprio grande ruolo, mettendo a volte magari, ecco un esempio, quello delle maglie da gioco della propria prima squadra, del settore giovanile, con dei simboli forti. Ricorderete tutti probabilmente l'arcobaleno, no? A supporto della comunità LGBT, un piccolo esempio. Ma insomma in senso più, ovviamente davvero molto più trasversale, più ampio, cerca di portare avanti tutto ciò che è all'insegna del significato dell'amore a tutti i livelli, come veramente comune denominatore di tutte le iniziative. Soprattutto cerca di fare qualunque tipo di azione votata al concetto di famiglia, quello in cui crede fortemente come club, con tutte le responsabilità del caso, una famiglia allargata e soprattutto all'insegna dell'inclusione. Si parla di amore, si parla di inclusione e ho trovato bellissima e sinceramente non la conoscevo l'iniziativa BS1, quindi insomma siamo tutti un'unica, andiamo tutti verso quella direzione. Noi quando abbiamo ascoltato il contributo con Pina abbiamo chiacchierato perché comunque non sapevamo alcune cose, quindi ci siamo documentate e ci fa molto piacere che il Cagliari Calcio intanto abbia dato questo contributo.
ma abbiamo segnato alcune frasi, quelle del mister Ranieri, che quando il giocatore 28 anni ha fatto outing, spero di non sbagliare il nome, Jankto, giusto? Jankto, ok, perfetto. Lui aveva detto: sono gay e non voglio più nascondermi, e il consiglio a tutti di non avere paura, perché in fondo non cambia nulla, non succede nulla. È proprio così? Carlo? Credo di sì. Cioè, la porta è sempre quella. La porta Sì. certo, assolutamente sì. E da lì il mister Ranieri ha fatto questa dichiarazione. Lui ha voluto sentirsi libero, lo apprezzo tantissimo, ce ne fossero altri come lui. Farebbero capire che siamo tutti una famiglia e stiamo bene tutti quanti insieme. Detto da un uomo di 72 anni, io non avevo seguito molto bene l'insieme delle cose, ho gradito tanto. Quindi comunque si parla di generazioni, ma si può anche avere un abbraccio generale anche da chi è di un'altra generazione. Chi è intelligente. Chi è intelligente. Però si parla tanto del mondo dello sport, già da bambini. Ai bambini viene insegnato pratica sport perché ti insegna i veri valori. Quanto è importante che una squadra di calcio, considerato che il calcio in Italia perlomeno è lo sport più seguito, quanto è importante che si esponga così una squadra? Può rispondere? Una domanda retorica, evidentemente, cioè è importantissimo. Sarebbe incredibile se tutte le squadre riuscissero a fare quello che sta facendo il Cagliari Calcio, che ne parlavamo prima con Michele, forse non so se è un caso più unico che raro, ma sicuramente non è così diffuso. E per non parlare poi di quello che purtroppo succede anche negli sport minori, cioè nelle squadre minori, no? Dove questo meccanismo è più difficile, perché se una grande squadra riesce a fare investimenti, riesce a fare quindi formazione, spiegando che non c'è niente di pauroso rispetto alle differenze, altrettanto sforzo non possono farlo tutte le squadre. Quindi purtroppo questo fenomeno c'è ancora, non solo nel calcio. Il calcio ovviamente forse è quello dove è più visibile questo meccanismo, anche perché è lo sport più diffuso, e quindi certo un cambiamento fatto lì sarebbe una grandissima pubblicità. Una grandissima pubblicità, sì. Volevo aggiungere una cosa tra sport e calcio. Allora, su Cagliari Calcio, prima ancora che ci fosse questa iniziativa che per primo ha voluto il Cagliari Calcio, poi ha spinto insieme a Udinese, se non sbaglio un'altra società, è stato fatto suo questo progetto dalla Lega Calcio. Il Cagliari Calcio, alcuni giocatori indossarono il laccio arcobaleno, non so se vi ricordate, quando si doveva parlare delle Unioni Cirinna, e ci fu Daniele De Sena che li indossò durante la partita del Cagliari, e arrivarono insulti di ogni tipo, eccetera eccetera. Lui rimase scosso, ma non del fatto che fossero contrari al gesto, ma di quanto lui ha capito cosa voleva dire essere discriminato, perché aveva indossato dei lacci arcobaleno. Noi in occasione di un altro programma televisivo gli regalammo dei libri, perché aveva una bambina che era appena nata, gli regalammo dei libri per sua figlia che parlavano proprio la diversità, e lui accolse questo gesto con molta felicità. In più, appunto, il Cagliari Calcio è stata la prima squadra a indossare il logo arcobaleno, e quando l'ha fatto ha battuto anche il Milan. Quindi bisogna indossare allora diciamo che mi fa piacere che il Cagliari abbia vinto, però l'editrice milanese, tifa il Milan, capito? Cioè, quindi dobbiamo dire ci piacciono tutte, però il Cagliari. Però ricordiamo anche la bandierina del calcio d'angolo a arcobaleno. Comunque sono stati dei messaggi importanti, dei segnali veramente cosa che invece importanti. Tornando allo sport, invece in altri sport Giorgio Minisini, campione del mondo di nuoto sincronizzato, da eterosessuale invece gli ricordano che è uno sport da donna, e quindi per lui deve essere per forza gay, ma non lo è. Nel mondo ed della è riuscito un po' anche nella sua battaglia, perché comunque assolutamente si è fatto riconoscere anche come sport proprio. E altra cosa, nel mondo della pallavolo, ad esempio, è normalissimo che i giocatori omosessuali si espongano, si dichiarino tranquillamente con i colleghi di squadra, e questo è un buon esempio, perché appunto la palla la devi buttare a terra, il pallone lo devi buttare dentro la rete, che tu sia Jankto o sia qualsiasi altro giocatore non cambia, l'importante è che se no Giurini si arrabbia. Scusa Michele, tu che hai, voi anche Carlo, che avete insomma
più siete dentro, organizzate, conoscete forse più i dati, ma ci vorrà ancora tanto tempo perché tutti questi stereotipi vengano abbattuti? Cioè è ancora lungo il cammino oppure siamo oltre metà strada? Chi può dirlo? È un po' strano. In ambito sportivo? No, sì, in ambito sportivo, ma anche in ambito di tutte le cose, anche del lavoro. Allora, in ambito del lavoro, il 72% dati Istat, il 72% delle persone trans subiscono discriminazione in ambito lavorativo e il 72% di quelle poche persone trans che riescono a trovare un lavoro. Il 62% delle coppie in unione civile, sempre dati Istat, in unione civile quindi sono coppie esposte, che almeno una fotografia insieme ai parenti e alla loro unione civile l'hanno fatta, scelgono la loro meta turistica perché in base al fatto che sia una meta friendly o meno, e questo succede soprattutto in Italia. Ci sono ancora alcuni parametri che soltanto con una sensibilizzazione, con una formazione e con la cultura possiamo migliorare, ma non per altro, non per spingere, ma a molte persone anche di non dover fare coming out, ma di poter vivere la e di andare in normalità. un albergo. Siccome hanno prenotato a nome di Michele Pipì e Carlo Cozza, ci danno obbligatoriamente 2 letti separati. E succede ancora nel 2024 in tutta Italia questa cosa qua, salvo che poi basta un messaggio su WhatsApp: scusi, come vuole che li prepari la camera? E succede questo. Ed è non lo so, magari domani ci svegliamo e non c'è nemmeno più bisogno del Pride, allora lo trasformiamo soltanto. Però guarda, come su una questa festa. cosa, se posso aggiungere, quando si dice molto spesso non c'è ancora perché c'è bisogno del Pride, ancora con questo Pride, un po' lo dicevamo prima, l'abbiamo detto anche fuori onda, è importante anche difendere quello che è stato mantenuto, perché sembra una sciocchezza, però il 25 aprile lo facciamo non per liberarci dal fascismo, perché ricordiamo che ci siamo liberati dal fascismo, quindi anche il Pride, che è una rievocazione, ci serve a difendere le cose che abbiamo ottenuto fino adesso, sicuramente. Esatto. Speriamo sia una festa che serva per ricordare quel che è stato fatto. Sì. Di sicuro commemoriamo Marsha e tutte le altre persone che a colpi di tacco respinsero la polizia di New York e il sindaco omofobo che appositamente mandava nello Stonewall Inn tutti i giorni la polizia a fare retate. Fino a quel giorno. Fino a quel giorno. Finalmente. Però c'è da dire un'altra cosa, che in Italia fino agli anni 80, a parte le persone che vennero mandate al confino perché omosessuali, fino agli anni 80 succedeva che le persone travestite perché volevano avviare un percorso o perché lavoravano o perché in qualsiasi altra maniera si trovavano in condizioni di abiti femminili, venivano portate in questura, schedate, e sino all'alba venivano tenute dentro la questura e rimandate a casa soltanto quando sorgeva il sole, senza parrucca e senza tacchi, proprio per dare questo senso di umiliazione. Negli anni 80 in Italia abbiamo purtroppo subito ancora queste cose. L'altra cosa particolare è che Enzo Cucco, uno storico attivista di Torino, aveva fatto uno studio su questi archivi e non esistono. Sa quante persone in Italia sono state schedate perché travestite, perché trans, perché omosessuali? E questo è una ferita che un po' pizzica. Un po' fa male. Che ci tocca. Sara, abbiamo da mandare il servizio che hai realizzato tu. Hai intervistato Susi Ronchi, la presidente dell'associazione Giulia Giornalista e Sardegna. Giulia Giornalista è impegnata ormai da oltre 10 anni a rappresentare le persone, tutte le persone, con un linguaggio nei media nel rispetto della identità e della dignità, in particolare delle donne, quindi dignità di genere, rappresentanza di genere. Ma il nostro impegno poi si è allargato a tutte quelle fasce e componenti della nostra società che lottano per vedersi riconosciuti i propri diritti anche attraverso un linguaggio rispettoso nella nostra stampa e nelle nostre televisioni. In particolare le persone LGBTQ soffrono particolarmente perché per loro i diritti riconosciuti sulla carta non sono poi i diritti che vengono riconosciuti sostanzialmente in concreto. Noi quindi ci battiamo perché questi diritti vengano portati in primo piano sia a livello di istituzioni, all'interno del dibattito culturale, sociale,
e in particolare politico. Come Giulia Giornalista e Sardegna ravvisiamo un grandissimo vuoto normativo dopo la bocciatura della legge Zan e chiediamo alla politica, ai decisori politici e istituzionali che venga approvata una legge nazionale che preveda il reato di violenza e di discriminazione in base al sesso, a ogni orientamento sessuale e a tutte le identità di genere. Questo è difficile, questo percorso, però dobbiamo impegnarci tutti con iniziative pubbliche e sociali, richiamando l'attenzione soprattutto delle istituzioni. La Sardegna, avendo iniziato un nuovo corso politico, può impegnarsi a farlo come regione e a dotarsi anche di un proprio strumento legislativo per fare un passo in avanti nel reale riconoscimento dei diritti di tutte le persone. L'informazione. Cosa può fare l'informazione? L'informazione può e deve fare tantissimo. Ci sono degli strumenti a disposizione come il Manifesto di Venezia, che prevede un linguaggio corretto e rispettoso di ogni identità di genere, di ogni orientamento sessuale nella rappresentazione della violenza attraverso le parole e le immagini. Esiste l'articolo 5 bis dal 2021 del nostro testo unico dei diritti delle persone e dei doveri dei giornalisti. Il titolo di questo articolo racchiude il contenuto, e cioè il rispetto delle differenze di genere. Noi come associazione Giulia Giornalista e Sardegna siamo anche impegnate nel portare all'attenzione delle istituzioni, delle università, delle scuole la carta etica per il rispetto delle differenze di genere. La carta etica è stata voluta e ideata dal professor Massimo Arcangeli, un linguista amico di Giulia Giornalista, e col quale stiamo portando avanti anche questa importante iniziativa. Il linguaggio è fondamentale. Io dico sempre questo, molto sinteticamente: se noi cambiamo il nostro linguaggio e usiamo le parole giuste, adeguate, non offensive, non discriminatorie, non pregiudizievoli nel raccontare le nostre cronache, cambiamo anche il nostro modo di pensare. Quindi il linguaggio è direttamente legato al pensiero. Il linguaggio è direttamente legato al pensiero e noi ringraziamo anche Susi Ronchi per questo, per il tempo che ci ha dedicato, per questa intervista e per tutto ciò che ci ha detto. Vi lasciamo per qualche minuto, torniamo per l'ultima parte di questo speciale e così poi facciamo una carrellata anche e diamo l'appuntamento al Pride della settimana prossima. Ultima parte dello speciale Sardegna Pride Galana. Sara, abbiamo sentito il contributo di Susi Ronchi, si parlava di linguaggio e dell'importanza. Sì, innanzitutto voglio ringraziare Susi Ronchi e l'associazione Giulia Giornalista, che da sempre comunque si batte per temi così importanti. È importante soprattutto per un giornalista avere l'utilizzo giusto delle parole e del linguaggio. Parliamo adesso del Pride, no? Quanto è importante che venga raccontato nella maniera più giusta, ecco. Ma vado in continuità con quello che è stato detto, cioè noi crediamo che il linguaggio crea realtà, che è la prima considerazione. E infatti spesso veniamo presi in giro perché abbiamo questa sigla che cresce ogni anno, LGBTQA+, ora c'è questa più che racchiude tutte le altre lettere che ancora non sono rappresentate. In realtà noi crediamo che comunque ognuna di quella lettera abbia una rappresentatività, rappresenti qualche cosa, crei quindi una realtà. Ecco perché c'è ancora l'importanza di una sigla così complessa. Chissà che in futuro, quando tutte e tutti avremo una maturità anche politica, forse non ci sarà più bisogno di aggiungere tutte queste lettere. Ora quel bisogno esiste perché c'è bisogno di creare quella realtà. Perfetto. Allora, in chiusura volevamo lasciarvi un po' di tempo per fare una chiusa. Michele, volevi ringraziare e nominare quello che sono le associazioni? Sì, voglio ringraziare ovviamente tutto il coordinamento del Sardegna Pride, che è formato da ARC, da Agedo, da Sardegna People for Queer Revolution,
Uniche LGBT, CGL Nuovi Diritti e Agedo. Poi ci sono tantissime altre associazioni che hanno collaborato anche al percorso di arrivo al Sardegna Pride, che è stata l'Aquiresma. Sono più di 30 associazioni che ognuna ha portato un suo contributo e un evento, un'iniziativa. Vogliamo ringraziare la Regione Sardegna che per la prima volta in maniera ufficiale dà il patrocinio a questo tipo di manifestazione. Regione Lombardia e Regione Lazio non l'hanno dato, Regione Sardegna lo dà. Finalmente ci distinguiamo anche per questo. Il comune di Quartu Sant'Elena e il comune di Assemini, che tutti e due hanno l'assessorato alle attività e alle politiche LGBT, ma soprattutto hanno una grossa sensibilità per patrocinare questa manifestazione. Sicuramente anche il comune di Cagliari e il comune di Sassari, con i nuovi sindaci, l'anno prossimo saranno a fianco del Sardegna Pride. E volevo ringraziare anche Tele Sardegna, che ci ha dato modo come media partner di avere questo spazio per parlare approfonditamente del Pride, dando appuntamento appunto a sabato al Parco della Musica a Cagliari per trovarci e poi partire con un lungo corteo che sarà bello non solo per le persone LGBT e queer, ma per tutti. Per tutti. Per la libertà. Pina, ti vuoi collegare prima di dare la parola a Camilla? Non è soltanto sabato la festa, lo stava già dicendo anche Carlo, sono 3 giorni, perché so che tu vuoi dire qualcosa. Io insomma sono stata Dillo, ingaggiata dai. da Michele perché devo presentare un libro. Mi sa che ce l'hai lì casualmente qui, il libro, così. questo delle eterobasiche, a Madrine. dobbiamo presentarlo? Verrà presentato venerdì alle ore 19, le eterobasiche sono anche le madrine di questa edizione. Perfetto, quindi appuntamento questo. Io ho chiuso, nel senso che non rubo altro spazio a Camilla. Sei sempre la compagnia ideale, Camilla. No, io ci tenevo a dire una piccola cosa in chiusura. Io trovo che sia necessario, indispensabile, fondamentale che chiunque ricopra un ruolo pubblico si schieri apertamente a fianco alla causa LGBTQIA+. Alla fine la sigla basta impararla, non è neanche così complicata. È importantissimo. Noi spesso ci viene detto che occuparsi dei diritti civili sembra quasi una frivolezza. In realtà i diritti civili vanno di pari passo ai diritti sociali. Noi siamo multitasking, possiamo occuparci perfettamente di urbanistica anche se andiamo al Pride, ed è indispensabile, è fondamentale farlo, perché quando è un ruolo pubblico la tua voce per questo strano avvenimento, questo strano privilegio, ha un suono spesso più forte, quindi abbiamo anche la responsabilità di divulgare certi messaggi. A proposito di urbanistica, ci sarebbe da allargare un po' il Parco della Musica, perché vorremmo ampliare le attività. Allora, il tempo è finito, vero Michela? Sì, il tempo è finito. Anche Tele Sardegna ha voluto dare un segno tangibile, insomma, di quello che è l'essere presenti con questo speciale di Galana, che vi dà appuntamento ad altri speciali, ma l'appuntamento lo diamo al Sardegna Pride, quindi l'abbiamo già, di sicuro c'era anche la grafica che scorreva, e quindi buon Pride a tutti quanti e soprattutto buonanotte. Grazie.